Buonasera a tutti, è un po' strano dire benvenuti al Pala Confapi. Ringraziamo prima di tutto i nostri ospiti e relatori che veneranno la Confapi Christmas Night e un saluto e un ringraziamento ai sindaci presenti. Grazie a tutti, questa vicinanza davvero ci onora. Oggi è un giorno incredibile, un giorno straordinario, uno di quei giorni che entrano nella storia qui a Campo San Martino. È un piacere avervi qui questa sera per la festa di Natale di Confapi Padova. Una partecipazione davvero che ci conforta, che ci dà la forza e che ci motiva per fare ancora meglio e sempre di più. Questa sera abbiamo voluto dare il nostro sostegno con la nostra cena di gala alla Fondazione per la Terapia Cellulare del Diabete. Credo che il nostro contributo si debba far sentire e vi ringrazio sin d'ora per tutto quello che farete, per tutto quello che faremo come organizzazione e che farete anche come ospiti in questa serata. Ringraziare il Presidente Trevisan e poi il Direttore anche Davide Donofrio, meritano un applauso per la disponibilità e grazie a Confapi. Allora guardate, l'autonomia è una roba seria, la Costituzione è autenticamente federalista, è autenticamente autonomista, ad ognuno dovremo dare l'autonomia che gli spetta. Questo libro è un racconto sull'autonomia, quindi dà risposta al più scettico degli scettici. Grazie per accogliere la Fondazione per la Terapia Cellulare del Diabete in questa serata. In Veneto ci sono 20.000 persone affette da diabete tipo 1. Era il 2019 quando abbiamo iniziato a creare un gruppo con la diabetologia dell'adulto, la diabetologia pediatrica. Chi non ci conosce, Miss Città Murata è il concorso di bellezza più storico che si svolge in Veneto, è nato proprio a Castelfranco Veneto.